Momenti di festa, quelli di ieri sera vissuti in occasione della preparazione della mega torta, evento inserito ormai da anni nella settimana dei festeggiamenti a Santonero, San Calogero, ideata dallo past chef Giovanni Mangione in collaborazione con i pasticceri della Sicilia. Il ricavato della vendita delle porzioni di torta è stato devoluto all'AERC in favore della ricerca sul cancro. L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli che hanno prima assistito alla Santa Messa, poi alla benedizione della torta fatta dal rettore del santuario, Giuseppe Veneziano. E sempre il significato della condivisione soprattutto, no? La gioia della fraternità che si ritrova nel condividere un pezzo di torta, un pasto, il pane, tutto di condivisione e gioia. Se quando si sta insieme si sta bene, è meglio. Questa è la quarta edizione della mega torta, una torta molto particolare perché abbiamo fatto un tema molto artistico, infatti c'è anche l'acqua che scende, abbiamo fatto la fontana, tutti i cigni di zucchero artistico e tante altre cose. Diciamo che è stato veramente un gran successo perché c'è stato tanto lavoro dietro, già da una settimana che lavoriamo dalla mattina alla sera. Come torta pesa circa 500 kg, abbiamo usato circa 30 placche di pan di Spagna ed una bagna anche all'arancio, frutta fresca di stagione ovviamente. Abbiamo fatto delle angurie, tutto vegetale, tutto in taglio thailandese. Comunque diciamo una torta molto riuscita, molto soddisfatti. Ripeto una cosa, è tutto che va in beneficenza al Centro Nazionale della Ricerca del Cancro, c'è tutto quello che vedete voi, siamo tutti gratuitamente presenti, nessuno mi aiuta, nessuno mi collabora, quelle che dovrebbero collaborare, però dico tutte le aziende, ringrazio infatti che mi hanno collaborato, mi hanno dato le materie prime per poterlo realizzare, qua abbiamo grandi chef a livello mondiale. Assume un significato molto importante per tutti noi professionisti che abbiamo collaborato con Giovanni, che devo dire intanto i complimenti a Giovanni per quello che fa, per l'impegno che si prende ogni anno di realizzare queste cose, quindi noi siamo tutti vicini a lui per poterlo collaborare. E poi San Calogero che ci avvicina e che ci trascina su questo, l'aiuto poi alla ricerca, alla donazione che sta facendo l'associazione che è qui presente, giusto per poter raccogliere qualche cosa che è importante, che noi pensiamo anche agli altri, non solo a noi. È un fattore di devozione, ecco, i cuochi lavorano come San Francesco Caracciolo, quel giorno i cuochi anziché riposare lavorano per i meno fortunati, quindi la torta siccome è dedicata a chi ha sofferenze gravi e tutti potremmo incapparci, quindi speriamo mai nessuno, ma evidentemente aiutare il prossimo anche in questi avvenimenti, grazie a Giovanni e grazie a tutti noi che siamo qua, agli sponsor che hanno contribuito e alle persone che sono qua e quindi daranno un loro contributo anche in moneta tutto sommato, è un beneficio che va alla comunità. Il ringraziamento più grande è l'aggregazione che Giovanni Mangione riesce a fare tra noi colleghi, che ogni anno abbiamo questo appuntamento che è un momento di grande visibilità e di grande umanità, perché quello che facciamo oggi è qualcosa di importante e di devozione e lo facciamo con tanto piacere, noi che lavoriamo sempre dentro i laboratori. È un momento proprio che siamo in mezzo alla gente e siamo con le persone, diamo un attimo di felicità e di serenità e speriamo di raggiungere l'obiettivo. Il ringraziamento a tutti e viva San Calò! Al termine della manifestazione lo chef Giovanni Mangione è stato anche insignito con il pupazzetto Gogol, ambasciatore del sorriso nel mondo, al fine di trasmettere in tutto il mondo la volontà di vivere. Io sono un ambasciatore del sorriso, questa sera avremo il piacere di far parte della nostra famiglia per il volontariato, per la sua eguaglianza e per il suo sorriso, dove lui darà il sorriso agli altri, lo nominerò e farà parte della nostra famiglia dell'ambasciatore del sorriso. È un gogol, è un pupazzetto, non dice niente, però trasmette il sorriso agli altri, trasmette la volontà di vivere, trasmette di andare avanti, dove io, Lillo De Fraya e il nostro pastichef siamo già stati nominati, questo gogol è stato già dato a Papa, è stato dato un sindaco di Malta, pertanto continueremo, siamo arrivati al 2712 che sarà Giovanni Mangione e in tutto il mondo si porterà sorriso e pace. Sono quello che ha realizzato gli intagli vegetali che vedete alle nostre spalle nella mega torta.
quindi sono un maestro intagliatore con tecnica thailandese e fa sempre piacere come ogni anno coadiuvare questa bella iniziativa che fa Giovanni Mangione, perché noi ci lega, diciamo, un bel rapporto di amicizia che dura nel tempo e niente, cosa dire, buona torta a tutti. Si ripete una tradizione che ormai si sta consolidando e si consolida nel segno della prossimità, perché tutte le volte è finalizzata ad occasioni di beneficenza, è un po' il messaggio di Calogero, di San Calogero, che si fa concretezza.